Al via i lavori di restauro della Madonna di Piazzale Giovannacci, che lo scorso novembre è stata oggetto di un atto vandalico con cui è stata decapitata e privata delle mani, e per cui fu denunciato un palestinese 31enne con l'accusa di offese a una confessione religiosa tramite danneggiamento di cose. Madonnina sfregiata negli scorsi mesi da un elemento, da un balordo, da un vandalo, da un criminale, e oggi finalmente è in fase di restauro. Ridaremo a Marghera, su volontà del sindaco Brugnaro, una Madonnina restaurata che ovviamente per i cittadini di Marghera è molto importante perché è un simbolo della storia, è un simbolo di pace, è un simbolo anche di fede, e per noi i simboli sono importanti perché raccontano la storia di una comunità. Per Marghera la statua della Madonna, presente da decenni, è molto importante. Il suo valore è soprattutto simbolico e l'atto vandalico è stata una pesante offesa per tutti. In primis per il sindaco Brugnaro, che si è attivato per rendere possibile i lavori di restauro in breve tempo. È una Madonnina importante per noi, per tutta la municipalità e per tutti i cittadini di Marghera. I lavori si svolgeranno in due fasi. La prima, la più delicata, in laboratorio, dove verranno ricostruiti la testa e le mani. La seconda, in cui invece verranno riposizionati sulla Madonnina. L'obiettivo è di completarla entro maggio, il mese del fioretto.